Buongiorno a tutti. Ci sono questi fari che mi illuminano e mi permetteranno di vedermi bene, ma io in compenso non vedo le vostre espressioni, quindi non sono in grado di valutare l'effetto che fanno le cose che io dico. Ecco, adesso che sono abbassati vedo un po' meglio, forse mi sono abituato, vedo un po' meglio le espressioni, quindi per capire se state pensando che sono matto o se condividete alcune cose che dico. E cominciamo come si deve dall'inizio. Questo paese ha avuto la rara opportunità di essere governato da un soggetto come Silvio Berlusconi, che ha detto un giorno, tra le infinite cose strane è un eufemismo, che diceva: mi dicono di non avere il senso dello Stato, ma io ho il senso dei cittadini. Ora, la cosa mi ha colpito molto perché Berlusconi era laureato in giurisprudenza, quindi dovrebbe avere un'idea di che cosa intendono i giuristi per Stato. La definizione che viene data di Stato è l'organizzazione di un popolo su un territorio. Quindi i tre elementi sono il territorio, l'organizzazione e il popolo. Il popolo è l'insieme dei cittadini. Quindi non c'è una contrapposizione tra Stato e cittadini. I cittadini sono un elemento essenziale dello Stato. Perché dico questa cosa? Perché verrà bene tra un po' quando vi racconterò delle cose. Quasi 30 anni fa io sono stato ospite del governo degli Stati Uniti nell'ambito di un programma che si chiama International Visitor Program. Invitano persone straniere a visitare gli Stati Uniti facendo loro vedere cose che possono interessarli per l'attività che loro fanno, e anche integrata da associazioni di volontari che li invitano questi ospiti a pranzo o a cena per far vedere il modo di vita americano, per conoscere da ogni formalità, ogni ufficialità quello che pensano realmente. E in questo viaggio, che è durato un mese, ho visitato varie città: Washington, dove sono rimasto una settimana, poi Chicago, San Francisco, Phoenix in Arizona, Raleigh in North Carolina e New York, vedendo un po' di tutto, tante cose, soprattutto ovviamente, come potete immaginare, uffici giudiziari, uffici di polizia e anche un carcere. In particolare ho visitato il Federal Correctional Center, che era un carcere di media sicurezza di Butler nel North Carolina. Mi ha fatto una certa impressione. Sono abituato, ho fatto il magistrato per tantissimi anni e per 20 anni il pubblico ministero, quindi il pubblico ministero si reca frequentemente in carcere per interrogatori. Ero abituato a vedere le nostre carceri, avevo fatto anche delle perquisizioni in carcere quando erano accaduti reati, però mi ha colpito talmente la differenza fra le nostre carceri e le loro carceri che sono rimasto a dir poco sorpreso. Allora, per cominciare, mi hanno stampigliato su una mano un numero che si leggeva sotto una macchina a raggi ultravioletti, e mi è stata fatta la raccomandazione: non si lavi la mano, perché siccome il cancello è comandato dal computer, se non legge il numero lei non esce più. Che non era un benvenuto particolarmente. Questo nonostante io avessi al collo una cosa come questa, anzi ce l'avevo attaccata qui con la mia foto, sottoscritto visitor, e fossi insieme al direttore e 2 guardie armate. La seconda cosa che mi ha colpito è che le guardie all'interno del carcere erano armate. Voi immagino non siete mai stati in carcere, ma dovete sapere che in Italia le guardie all'interno del carcere non sono armate. Sono armate solo quelle agli accessi e sugli spalti, ma all'interno del carcere no, e per fortuna, perché se sequestrano una guardia e la guardia fosse armata ci vogliono 30 giorni di trattativa per riavere la guardia e poi altri 30 per riavere l'arma, quindi è meglio così tutto sommato. Loro invece hanno le guardie armate. L'ulteriore differenza era che i detenuti stessero tutti in uniforme, non in uniforme da quelle da settimana enigmistica a strisce, ma jeans e camicia azzurra, con da una parte il loro cognome e dall'altra il loro numero di matricola, una linea gialla per terra che separava le guardie dai detenuti. Di notte erano nelle celle, ma di giorno erano a lavorare, come vi dirò tra poco. Poi capirete cosa c'entra con le imposte, ma c'entra molto. E i detenuti per nessun motivo potevano passare la linea gialla. Siccome se un detenuto per qualsiasi ragione superava la linea guardia
la linea gialla, le guardie l'avrebbero ucciso, nessun detenuto passava la linea gialla. Quando una guardia incrociava un detenuto doveva mettersi sull'attenti, non so se avete visto il film Full Metal Jacket, e la prima e ultima parola che doveva dire era Sir. Cioè si rivolgeva alla guardia come signore e finiva la frase con signore. Il direttore, tutto orgoglioso, mi ha spiegato che in questo carcere avevano 2 fabbriche. Dice, qui i detenuti lavorano tutti. Abbiamo 2 fabbriche, facciamo le camicie e facciamo gli occhiali da vista. Da noi di media lavorano pochissimi e fanno cose di nessuna utilità se non interna al carcere, come le pulizie o la cucina o cose di questo genere, ma normalmente non ci sono stabilimenti nelle nostre carceri. E poi continua il direttore dicendo, però noi facciamo prodotti di altissimo livello a prezzi stracciati e quindi non possiamo produrre per il mercato. Facciamo le camicie per l'aeronautica militare, la US Army, e facciamo gli occhiali da vista per i veterani. Come immagino saprete, negli Stati Uniti non c'è il servizio sanitario nazionale. Adesso Obama aveva messo una specie di assicurazione obbligatoria, come la nostra assicurazione per la responsabilità civile per le auto. Cioè tutti sono obbligati ad avere un'assicurazione che ti ripaga le spese mediche, mentre prima solo chi lavorava aveva una polizza di assicurazione pagata dal datore di lavoro. Se non hai l'assicurazione, non hai la carta di credito, non ti curano, appunto muori, peggio per te vuol dire che sei povero, fai schifo, perché loro sono essenzialmente un paese calvinista come cultura media diffusa. E quindi se sei povero è perché Dio non ti vuole bene. Allora, quando mi dice facciamo gli occhiali da vista per i veterani, perché questa è l'eccezione, nel senso che se uno ha combattuto in guerra, il governo federale gli paga tutte le spese mediche, anche gli occhiali da vista. Io ho commentato poveri veterani, perché se una camicia non è perfetta fa niente, ma se gli occhiali da vista non sono perfetti è un guaio serio per chi li porta. Allora questo direttore mi guarda male e mi dice, i nostri occhiali sono di gran lunga migliori delle più note marche in commercio. Allora io gli ho chiesto, senta, è già difficile far lavorare la gente per forza, ma se ho capito bene, voi riuscite a farli lavorare per forza e bene, come fate? E allora mi ha spiegato come funzionava, dice, vede, qui non può entrare niente, cioè quello che in Italia si chiama sopravvitto, no? Quello che mandano i familiari o che si comprano, eccetera. Quindi tutto quello che vogliono, oltre il minimo vitale, se lo devono pagare, se lo pagano con una carta di credito su cui è accreditato il costo, cioè su cui è accreditato il compenso che è a cottimo per il lavoro che fanno, dedotto il costo del materiale che non passa il collaudo. Quindi rischiano anche di andare in rosso se lavorano male e di diventare debitori verso il carcere. Non mi ha detto cosa succede se uno diventa debitore, forse non lo lasciano andare più via finché non ha ripagato il debito, ma questo è una cosa che mi immagino io. E mi ha fatto degli esempi, dice per esempio in cella hanno il televisore, ma se vogliono vedere la televisione la pagano, come la pagano gli altri americani a casa. Se vogliono una Coca-Cola la pagano. Io ho fatto l'esempio di sigarette, no, ho detto che è vietato fumare. È vietato fumare anche nel braccio della morte, pensate un po', perché se lo dovete ammazzare anche se gli fa male, no, non si può fumare. E gli ho detto come funziona, quindi dice, beh, funziona nel modo che le ho detto e comunque se le cose non si mettono a posto possiamo anche licenziarli. Dico, mi faccia capire, questi sono detenuti, sì, hanno l'obbligo del lavoro. Cosa vuol dire possiamo licenziarli? Cioè, no, quello che lei ha visto finora sono i lavori migliori, a scendere di peggiori ce n'è un'infinità, fino a spaccare le pietre sotto il sole. Poi noi siamo l'amministrazione federale, quindi siamo presenti in tutto il territorio dell'Unione. Queste hanno le famiglie nell'arco di 500 miglia da questo carcere. Se li trasferiamo per esempio in Alaska, specie di inverno non si trovano bene. Quindi la disciplina era di ferro. Allora, incuriosito, gli ho chiesto, ma che tipo di detenuti avete? E lui mi ha risposto, scontano pene tra i 5 e i 15 anni. Per l'Italia è uno standard molto elevato, salvo i reati di droga, quelli di terrorismo di criminalità organizzata, per scontare 15 anni deve aver fatto un omicidio, almeno. E io ho chiesto, perché reati? Adesso lì dovete farci la tara perché la criminalità comune è quasi tutta statale.
quello era un carcere federale, quindi condannati dalla giustizia federale per reati federali. Ma ha detto metà traffico di droga federale, cioè tra uno Stato e l'altro dell'Unione o tra la federazione e il resto del mondo. L'altra metà white collar crimes, cioè crimini dei colletti bianchi. Da noi sono lo 0,6% i detenuti per criminalità dei colletti bianchi, tutti insieme considerati. Lì facciamo pure la tara che fosse federale, ma era metà dei detenuti. E quando gli ho chiesto ma perché reati di criminalità dei colletti bianchi, il direttore, come se fosse la cosa più naturale del mondo, mi ha detto prevalentemente evasione fiscale. Io ho avuto un sobbalzo perché in 42 anni di magistratura ho visto un solo condannato per evasione fiscale detenuto in espiazione di pena. Uno. Ho accertato poi che aveva litigato con l'avvocato, non aveva pagato, quello non gli aveva fatto un appello ed è finito dentro, se no neanche quello ci sarebbe stato. Allora, di fronte alla mia sorpresa, che quasi metà di quei detenuti che scontavano pene tra 5 e 15 anni fossero evasori fiscali, il direttore mi ha guardato come se fosse un selvaggio e mi ha detto: hanno mentito al popolo americano, che per loro è il più grave dei delitti. Ecco, a qualcuno viene mai in mente in Italia che è un evasore fiscale mente al popolo italiano? Che è un elemento costitutivo dello Stato? No, non viene in mente nessuno. Eppure camminano sulla strada che noi abbiamo pagato, vanno all'ospedale che noi abbiamo pagato, mandano i figli nelle scuole pubbliche che noi abbiamo pagato. Hanno mentito e come? Al popolo italiano. Eppure vengono protetti da tutti i governi che si avvicendano. Guardate, io non ce l'ho con le partite IVA, però le norme sono veramente indecenti. Vi faccio un esempio. Sapete cos'è il reato di appropriazione indebita? Vuol dire che se io ho il possesso di una cosa che non è la mia e me la tengo, cioè me la approprio, come dice la legge, commetto un reato che si chiama appropriazione indebita. Faccio un esempio. Se io do a uno di voi 5 euro perché vada a comprarmi un gelato e costui, invece di comprarmi il gelato, si tiene i 5 euro e scappa, oppure si compra il gelato e se lo mangia lui, oppure si compra una cosa per sé, commette il reato di appropriazione indebita aggravata dalla relazione di prestazione d'opera, cioè comprarmi il gelato, che è punita da 2 a 5 anni di reclusione, aggravata dalla relazione di prestazione d'opera fino a 1/3 per 5 euro. Poi vabbè, ci sarà magari l'attenuante del valore di speciale tenuità, ma comunque le pene edittali sono quelle. Se invece uno è una partita IVA e incassa l'IVA, che non è la sua, è dello Stato, e non la paga lui, la pagano i suoi clienti che hanno comprato da lui le cose, beni o servizi. Se lui prende l'IVA e invece di versarla allo Stato se la tiene, per cominciare è reato solo da 250.000 euro in su. Sotto no, 250.000 su base anno. E la pena è la metà, da 3 mesi a 3 anni. Io dico, ma chi fa le leggi? Ha idea di che cos'è il principio di uguaglianza in questo paese secondo la Costituzione o no? O c'è una norma per cui le partite IVA non devono essere punite? Anche se rubano 250.000 euro, perché guardate che da 3 mesi a 3 anni in carcere non si va. Perché tutte le pene fino a 4 anni si scontano con affidamento al servizio sociale, salvo che uno non sia un recidivo. Allora, già dovrebbero vergognarsi di queste norme che fanno. Ma c'è di più, è che fanno dietro l'altro uno o più condoni ogni anno. Adesso poi Marco Travaglio dice che ne hanno fatti 20 da quando sono al governo, questi non lo so, non li ho contati. Però tra rottamazioni varie, che riguardano quasi sempre soltanto i soggetti che non sono lavoratori dipendenti o pensionati, perché a quelli glieli prelevano alla fonte, quindi non possono non pagare le cartelle, è difficilissimo che arrivi la cartella. A me è arrivata qualche volta una cartella, ma perché hanno sbagliato. Una volta mi volevano far pagare la Tari che ovviamente avevo già pagato, allora gliel'ho scritto mandandogli le ricevute e hanno annullato loro, si vede che era un errore del computer, non so. Un'altra volta volevano farmi pagare il bollo, che dicevano che il bollo della macchina, e dicevano che non avevo pagato. Era vero che non avevo pagato, ma è per colpa loro, perché mi avevano scritto una lettera, la regione mi aveva scritto una lettera dicendomi che se autorizzavo
debito sul mio conto corrente del bollo mi faceva uno sconto, io li ho autorizzati, loro non l'hanno prelevato e poi dice non hai pagato il bollo, devi pagare la sanzione. No, questa cosa qui si chiama nel codice civile mora del creditore. Siete voi che non avete preso i soldi che io avevo messo a vostra disposizione, ma siccome sono buono non voglio i danni per la mora del creditore, voglio però che annulliate la sanzione, e me l'hanno annullata. Ma normalmente mi fanno i conguagli direttamente sulla pensione e prima me li facevano sullo stipendio. Invece una partita IVA deve fare da sé, deve dichiarare, e già qui di media dichiarano meno. Vi faccio qualche esempio concreto di cosa. Io sono tuttora presidente di sezione, anche se sono in pensione come magistrato ordinario, ma non come magistrato tributario, sono presidente di sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, quella che una volta si chiamava Commissione Tributaria. E mi capitano cose molto buffe. Per esempio, quando vogliono quelli dell'Agenzia delle Entrate, gli accertamenti li sanno fare bene. Di solito si limitano a buttare fumo negli occhi alla gente. Ve lo ricordate quando sono andati a Cortina e a Portofino a controllare gli scontrini? Quello è fumo negli occhi alla gente. Perché se mandi un funzionario dell'Agenzia delle Entrate che va in un caffè e si mette di fianco alla cassa, farà una sanzione di 100 euro al primo scontrino non battuto. Poi li battono tutti gli scontrini quel giorno lì, perché c'è quello di fianco alla cassa, cosa devono fare? Serve a qualcosa per contrastare l'evasione? No. Se vuoi vedere quanti caffè vengono consumati, basta che calcoli quanto caffè hanno comprato, controlli quanto ne hanno in magazzino, il resto è venduto, a meno che non abbiano denunciato il furto del caffè. Hanno comprato il caffè in nero. Non sempre, perché a volte le case fornitrici non si fidano a venderlo in nero, perché se non sono ancora state sottoposte a controlli, temono loro i controlli. È più facile controllare le imprese medio-grandi che le imprese piccole, quindi non sempre forniscono il nero, anche perché poi loro devono far vedere dove l'hanno messo il caffè che hanno importato, e l'Agenzia delle Dogane ha i quantitativi di caffè importato, quindi basta contargli il caffè che hanno rispetto a quello che hanno comprato e il resto è venduto, che si vuol fare. Una volta hanno fatto così con un ristorante cinese. Hanno controllato quante bacchette avevano comprato e quante bacchette avevano in magazzino e gli hanno detto tutti gli altri sono coperti, cioè sono pasti consumati, facciamo la media dal vostro menù, e gli hanno fatto un avviso di accertamento spaventoso. Questi erano disperati perché dovevano pagare decine di milioni di euro. E ricordo che il difensore, non sapendo cosa dire, ha detto ma ci sono anche tante bacchette che si rompono. E io gli ho risposto sì, ma ci sono anche quelli che come me quando vanno al ristorante cinese vogliono le posate perché non sono capaci di mangiare con le bacchette, quindi facciamo occhio che sono tanti quelli delle posate quante le bacchette che si sono rotte, visto che per nessuno dei due siamo in grado di quantificare. Quindi se si vuole fare sul serio ci sono i metodi per fare sul serio, ma non si fa quasi mai. La maggior parte delle impugnazioni non sono però per il merito delle imposte, cioè non si mettono neanche a dire non è vero che devo dare questi soldi. Sapete cosa dicono la maggior parte dei ricorsi? Dicono la gente della riscossione, una volta era Equitalia, tanto per capire che cosa parliamo, adesso si chiama Agenzia delle Entrate e Riscossione, però ce ne sono anche altri, a volte per esempio i comuni si avvalgono di altri esattori eccetera. La gente della riscossione notifica a mezzo posta, perché la legge glielo consente. Il primo motivo di ricorso è mi hanno notificato la cartella a mezzo posta, come se fosse chissà quale sopruso. Sì, si possono fare notifiche a mezzo posta, persino per un atto di citazione in giudizio ti possono fare notifica a mezzo posta. Quindi poi la seconda cosa è me l'hanno notificato per posta elettronica, però non c'era scritto chi è che lo mandava. Lo sai tanto bene che hai fatto ricorso qui. E via così. Poi ovviamente dice siccome le notifiche non valgono per tutto quello che ho detto prima, è tutto prescritto, quindi non devo pagare niente. E sta cosa qui viene fatta in modo, guardate, mi è capitato con un avvocato che ho deferito per il procedimento disciplinare, perché era specializzato nell'impugnare gli estratti di ruolo. Cosa sono gli estratti di ruolo? Quando l'Agenzia delle Entrate o un altro ente impositore fa un accertamento o rileva comunque che ci sono delle somme dovute, fa un ruolo. Questo ruolo viene trasmesso all'esattore. L'esattore manda prima l'avviso bonario, poi la cartella di pagamento, poi il sollecito, poi l'avviso di iscrizione ipotecaria, insomma
tutto tranne che eseguire, poi eseguono anni dopo. Vabbè. E la cosa che colpiva era che questo avvocato era specializzato nell'impugnare gli estratti di ruolo, andava dall'esattore, si faceva dare gli estratti di ruolo, poi faceva ricorso dicendo: ah, il mio cliente non ha mai avuto nulla, non ha mai ricevuto nessuna notifica, non sa niente, sono tributi di anni fa, è tutto prescritto, sono decaduti dalla possibilità, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, perché l'ho deferito? Perché il Consiglio Nazionale Forense ha approvato un codice deontologico per gli avvocati che in una sua disposizione dice che i fatti oggettivi di cui l'avvocato ha diretta conoscenza, cioè non perché gliel'ha raccontato il suo cliente, ma perché lo sa lui, che deduce al giudice e che sono un presupposto per l'evento del giudice, devono essere veri, perché se non sono veri commette un illecito disciplinare l'avvocato. Nel caso di specie, una volta tanto, l'Agenzia delle Entrate ne aveva fatta una giusta. Di fronte al ricorso ha scritto: ma guardate che questo avvocato per questo stesso cliente 5 anni fa ha impugnato gli atti che dice che il suo cliente non ha mai visto e ha perso la causa in primo grado in appello, e c'era lui a difendere, quindi lo sa lui, non è che gliel'ha detto il suo cliente. Io sappia non è successo niente, perché sono sicuro che avrà detto alla mia segretaria che si è confusa, mica me ne posso ricordare tutte le cause, quindi non gli avranno fatto niente. In altri paesi ti radiano per una cosa di questo genere, hai finito di fare l'avvocato. Però è l'intero sistema che non funziona, perché se si volessero fare le cose, i mezzi ci sono e come. Vedete, nelle vicende che i mezzi di informazione hanno chiamato Mani Pulite, a un certo punto ci siamo imbattuti in una serie di militari della Guardia di Finanza che andavano a fare le verifiche, invece di portare a casa soldi per l'erario, le portavano a casa per sé. E siamo arrivati ad arrestare, se ricordo bene, 133 militari della Guardia di Finanza, per lo più in forza al nucleo regionale di polizia tributaria, come si chiamava allora, adesso si chiamano nuclei di polizia economica e finanziaria. E era quindi accaduto che quasi tutti questi confessassero, e confessassero che più o meno le verifiche erano concordate. Cioè, io ti faccio dei rilievi che cadranno in commissione tributaria e tu mi dai la mazzetta. La maggioranza degli imprenditori convocati, perché all'inizio tutti dicevano di essere stati concussi, cioè costretti a pagare, sono arrivati questi, hanno sequestrato tutto, eccetera, eccetera, avevamo paura. Dopodiché, quando abbiamo cominciato a chiamarli come testimoni, perché se dici che sei vittima di una concussione, sei una vittima, non sei colpevole, quindi fai il test, tutti hanno detto no, perché quando abbiamo arrestato uno per una verifica, abbiamo preso l'elenco delle verifiche, abbiamo chiamato gli altri verificati. Come si è comportato questo signore quando è venuto in noi? Tutti, impeccabile, un signore onestissimo. Vabbè, dopo un po' quelli dentro hanno cominciato a confessare. Allora quelli arrivavano di corsa con l'avvocato a dire sono concusso, ma se quello era dentro come faceva con Putin? Allora la tesi degli avvocati era la seguente: e poi ne avete presi tanti, ma mica tutti, e ci sono quelli che non avete ancora presi, che potrebbero fare la vendetta. Allora, per smontare questa cosa, io mi sono fatto mandare dal nucleo regionale di polizia tributaria l'elenco delle partite IVA che avevano in carico, perché le verifiche le fanno solo le partite IVA, non fanno agli altri. Erano 800.000. Ho detto: e quante verifiche fate ogni anno? 400. Quindi la possibilità per una partita IVA di essere verificata è di una volta ogni 2000 anni. Ecco, voi capite che una prescrizione di 5 anni con la possibilità di essere verificati ogni 2000 anni è una pacchia. Ma se io volessi, adesso per carità, non è che fa le verifiche soltanto il nucleo regionale, adesso c'è anche un nucleo provinciale, poi ci sono i comandi territoriali, poi c'è l'Agenzia delle Entrate, triplichiamolo pure, ma è sempre un ago nel pagliaio il controllo rispetto all'evasione massiccia, che oggi è stimata in Italia per circa 100 miliardi di euro l'anno. Peccato che l'Unione Europea dica che sono circa il doppio, e più o meno sono le stesse indicazioni che danno anche l'OCSE, gli economisti dell'OCSE, gli economisti della Banca Mondiale, eccetera. Quindi diciamo che oscilla tra 100 e 200 miliardi l'anno, ed escludendo che siano
le non partite IVA, visto che i dipendenti e i pensionati glieli pigliano alla fonte, sono le partite IVA. Allora io vorrei sapere, quando la Presidente del Consiglio dice non bisogna criminalizzare le partite IVA ma solo i grandi evasori, intanto quali sarebbero questi grandi evasori? Visto che l'unico tipo di grandi evasori che io mi immaginavo erano le banche, a cui hanno fatto una norma per fargli pagare le imposte sugli extra profitti perché hanno guadagnato l'ira di Dio durante il periodo della crisi, perché se posso fare una digressione, io non ho mai capito com'è che dalle crisi i poveri escono sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi. C'è qualcosa che non funziona, c'è la crisi solo per questo. Siccome le banche hanno detto cos'è sta cosa qui, hanno subito cambiato la norma dicendo però se li investite, quindi per esempio aumentate il capitale, le imposte non le pagate. Cioè sarebbe come se a me dicessero guarda tu devi pagare questo tot di imposte, però se ti compri un'automobile o una casa non le paghi le imposte. Ma va, ma certo che compro tutto subito, poi lo rivendo. Ma come ti viene? Allora quali sarebbero questi grandi evasori che devono essere perseguiti, che ovviamente non vengono perseguiti, e invece le partite IVA normali, che poi vorrei sapere quali sono le partite IVA normali? E le partite IVA normali sono più o meno tutti, da chi ha un'aziendina a chi ha un'azienda già di certe dimensioni con 30, 40, 50 dipendenti a volte. Ma davvero in un mondo in cui più o meno tutto è tracciabile non si riesce a far pagare le imposte? Beh certo, se gli fai i condoni tutto l'anno, se fai la rottamazione delle cartelle, perché dopo aver fatto tutta questa pantomima di cui vi ho raccontato, hanno fatto passare 2 o 3 anni di giudizio e arriva immancabilmente la rottamazione. Dice, se non hai pagato la cartella adesso paghi il 10% della cartella e la chiudiamo lì. Che è un incentivo a non rispettare le regole. Esattamente come per il condono edilizio, ma santo Dio, adesso hanno fatto un altro condono edilizio. La giustificazione è questa, ma sapete, uno poverino che non ha proprio la casa a posto non la può vendere perché il notaio non gli fa il rogito perché non è a regola. Invece di dire bene, così gli faccio pagare la sanzione perché non ha la casa a posto. Perché non è un'opzione, non è opzionale avere la casa a posto, è obbligatorio avere rispettato la concessione edilizia e il piano regolatore, perché se no si apre sempre un'area di illegalità in cui poi c'è di tutto. Ora, non so se qualcuno di voi si è mai preso la briga di andare in Calabria, magari per vacanze. Io sono sempre rimasto colpito dal fatto che le case non sono mai finite, perché ogni generazione alzano un piano. Siccome credo che il progettista, quando l'abbia progettata, abbia fatto le fondamenta magari per 2 piani o per 3, quando sono al 5° piano comincio a dubitare, dico ma qui prima o poi rimarranno tutti schiacciati perché gli crollerà in testa la casa. Oltretutto è zona sismica, quindi adesso sappiamo anche perché ogni tanto in Italia quando ci sono i terremoti ci sono dei disastri terrificanti, perché non sono state rispettate le norme antisismiche. Com'è che in Giappone non crolla mai niente, eppure è uno dei paesi più sismici al mondo? Guardate che la legalità è nell'interesse di tutti, non è un odioso fardello come pensa qualcuno che dice se non rispetto le regole è meglio. No, non è vero, non è così. E allora, come se ne esce? Beh, se ne esce intanto applicando quel bel principio che è stato enunciato ma non è stato attuato. Pagare tutti per pagare meno. Perché invece oggi funziona il principio esattamente opposto. Paghiamo tanto per consentire a quelli che non pagano di continuare a non pagare. Adesso, io non mi lamento perché comunque ho un reddito molto elevato, ma io quest'anno ho pagato 101.000 euro di IRPEF. Ora, vorrei sapere quanti sono in Italia a pagare 101.000 euro di IRPEF. Per carità, un reddito alto, ma io pago fino all'ultimo centesimo. Ma hanno anche detto, no, quest'anno però l'anno nuovo che viene vi prenderemo altri 5.000 euro perché sono aumentate le addizionali provinciali, cioè regionali e comunali. E vabbè, pago tutto. Ma non si era detto paghiamo tutti e paghiamo un po' meno? Io pago tranne una piccola iniziale somma, pago tutto al 43%. Più gli altri, più l'IMU, più perché io abito a Milano dove l'IMU non lo pago perché è la prima casa, ma ho la casa dei miei nonni a Candia e lì l'IMU la pago e come, poi pago la Tari per carità è un servizio eccetera. Che è sta cosa che una parte della popolazione, più di metà della popolazione, forse 2/3 della popolazione, cioè lavoratori dipendenti e pensionati, paga quasi tutto l'IRPEF di questo paese.
in quasi tutta Europa e comunque in tutto l'Occidente i principali contribuenti sono le società di capitali. Adesso non so quali siano i dati recenti, ma qualche anno fa l'87% delle società di capitali in Italia dichiarava un reddito negativo, cioè perdite, oppure un reddito inferiore al minimo tassabile. Ma è possibile che tutte le società, quasi tutte le società di capitali in questo paese perdano? Ma è possibile? Eppure vediamo gli amministratori delegati di queste società con che macchine vanno in giro, che case hanno, a volte anche le fidanzate hanno, perché anche queste sono richiamate. Ho visto ieri un servizio sui fatti di Genova, ho visto le fidanzate, costano quelle fidanzate. Allora, aveva ragione il direttore del carcere di Butler, hanno mentito al popolo americano, questa gente mente al popolo italiano e forse il popolo italiano farebbe bene cominciare ad arrabbiarsi, perché non è una cosa isolata quella delle imposte, perché si inserisce in un'altra serie di approssimazioni nel rispetto delle regole. Io ho fatto il pendolare tra Milano e Roma per 15 anni perché abitavo a Milano e lavoravo a Roma, quindi 2 volte la settimana andavo e tornavo, una volta andavo, una volta tornavo. E quando il Frecciarossa partiva veniva fatto questo annuncio. Si ricorda ai signori viaggiatori che su questo treno è severamente vietato fumare. Poi seguiva dicendo guardate che anche nelle toilette c'è l'apparecchio rilevatore. Ecco, se andate in altri paesi non capiscono cosa vuol dire severamente vietato, perché una cosa o è vietato o è permessa, non è che può essere vietato un po' tanto tantissimo, o è vietato o è permessa. Gli anglosassoni usano strictly, che però non vuol dire severamente, vuol dire senza deroghe, senza eccezioni, cioè è strettamente vietato, punto. Una volta l'ho detto per televisione, poi ho visto, non so se è perché l'ho detto io per televisione, però non lo dicono più severamente vietato, perché era una roba talmente scema. Trenitalia è di proprietà delle Ferrovie dello Stato, come dice la parola, sono dello Stato. Ora che lo Stato dica è severamente vietato, ma fa parte della nostra tradizione. Quante volte avrete visto, magari sul divieto di affissione, i contravventori saranno severamente puniti? Ma dai, severamente puniti perché attacchi una cosa, non ci crede nessuno, quindi rende soltanto incredibile gli avvisi. Gli stranieri quando vengono in Italia la prima settimana sono un po' scioccati perché non capiscono, vedono che gli italiani più o meno se ne infischiano di quasi tutte le regole, perché in realtà accanto alle regole scritte e non fatte rispettare c'è una tradizione orale che ti dice quello che puoi fare comunque e quello che invece proprio non puoi fare, solo che gli stranieri questo non lo sanno, per cui dopo una settimana in cui vengono a Milano e vedono che tutti lasciano la macchina in sosta vietata, lasciano la macchina in mezzo all'incrocio e lì arrivano e gliela rimuovono, perché loro non sanno che in mezzo all'incrocio non si può, ma non si può davvero. Ecco, una volta ho visto un buon tempone che sotto il cartello di divieto di sosta rimozione forzata ha messo lui un cartello scritto col pennarello davvero per far capire che gliela portavano via davvero quella macchina, perché era davanti al suo negozio e lui chiamava ogni volta i vigili che mandavano il carro a portare via la macchina. Ecco, di solito non c'è il cartello davvero, ma c'è una tradizione orale per cui uno sa fin dove può arrivare e dove non può arrivare. Però guardate che l'osservanza delle regole ha un effetto collaterale, che è la prevedibilità dei comportamenti. Cioè se io so che le persone fanno quello che si deve fare e non fanno quello che è proibito fare, posso prevedere il comportamento delle persone molto meglio che se ognuno fa come gli pare. No, una roba molto facile. Quindi è più facile governare un paese. L'Italia è un paese sostanzialmente ingovernabile. Abbiamo avuto persino una dittatura come il fascismo, in cui il capo di questa dittatura, Mussolini, in un'intervista al giornalista che gli chiedeva è difficile governare gli italiani, risponde no, non è difficile, è inutile. E probabilmente è vero, perché siamo un popolo abituato a fare più o meno come ci pare, ma non è una cosa che ci rende efficienti e lo vediamo dai risultati economici, siamo sempre perennemente nei guai.
cresciamo meno degli altri paesi europei, a tacere di quanto crescono quelli dell'Asia, a tacere di quanto crescono gli Stati Uniti, e ci avviciniamo, siamo un po' a cavallo tra il mondo a cui pensiamo di appartenere, cioè il mondo occidentale, e il mondo per esempio latinoamericano, dove con alcune eccezioni, ma insomma, sono generalmente un po' approssimativi. Io sono andato più volte in Sud America, per esempio in Brasile, per fare lezioni alla scuola del pubblico ministero brasiliano, e una volta mi fecero il biglietto aereo da Rio de Janeiro a Brasilia, dove dovevo andare per farlo anche a quello federale, e poi il biglietto di ritorno da Brasilia a San Paolo. Il biglietto di ritorno era di un giorno prima di quello dell'andata. Ma scusate, come si fa a fare un biglietto di ritorno prima di quello dell'andata? E loro mi hanno guardato e mi hanno detto: ma se il Brasile fosse stato un paese dove il biglietto di ritorno si faceva dopo quello di andata, non sarebbe un paese del terzo mondo, ma sarebbe un paese del primo mondo. Ecco, noi ci immaginiamo di essere un paese del primo mondo, ma in realtà abbiamo molte cose che ci fanno somigliare a un paese del terzo mondo. Dove per esempio in Africa, se la polizia ti ferma, non è che ti deve fare una multa, vuole soldi per sé, no? E quindi ci sono posti di blocco ogni 3 chilometri, perché prendono niente di stipendio e non campano se non fanno così. È chiaro che il turista europeo gli dà 5 euro, per noi non sono niente, per loro ci campano una settimana. Però che paese vogliamo essere? Vogliamo essere davvero il paese del G7? Perché ci siamo, incredibilmente. Uno dei miracoli italiani è che siamo un paese del G7. È vero che nel G7 ci sono solo gli occidentali, per cui ci sono altri paesi, beh, c'è anche il Giappone, ma a parte il Giappone gli altri sono paesi occidentali. Ci sono paesi che hanno molto più peso economico di noi, come la Cina per esempio. Però comunque siamo un paese importante, nonostante i guai che riusciamo a combinare come italiani. E tuttavia siamo sempre di mezzo. Vedete, abbiamo questo debito pubblico spaventoso, di cui tutto sommato gli italiani non sono preoccupati. E io mi sono sempre chiesto perché non siamo preoccupati del debito pubblico, perché vedete, forse c'è la convinzione che qualcuno alla fine lo pagherà. Il problema è che non possono che pagarlo i cittadini italiani, perché che io sappia c'è un solo caso di paese che è stato esonerato da pagare il suo debito pubblico, l'Islanda. Ma l'Islanda è grande come una nostra provincia come economia. La comunità internazionale poteva anche permetterglielo. L'Italia comunque ha quasi 60 milioni di abitanti. Non è pensabile. Ci sequestrano tutto quello che è possibile sequestrare, ci mandano la troika e ci fanno fare una cura lacrime e sangue come hanno fatto con la Grecia. In più riusciamo a far arrabbiare gli altri paesi europei, perché vedete, la caratteristica degli italiani è che sono singolarmente, molti di loro almeno, benestanti. Il 90% degli italiani è proprietario della casa in cui abita. All'estero non è così, sono molto più basse le percentuali di proprietari di casa. In più i cittadini sono indebitati perché comprano a rate, mentre invece i loro stati hanno bilanci in ordine, quindi hanno gli stati ricchi e i cittadini un po' meno ricchi. Noi abbiamo cittadini un po' più ricchi, a parte che molti fingono di essere poveri perché sono evasori fiscali, poi ci sono i poveri veri anche, ma quello è un altro discorso che faremo tra un momento, e soprattutto invece abbiamo uno Stato che ha un debito tale per cui spende somme enormi di interessi per pagare i creditori. Ora, fortunatamente, buona parte di questi creditori sono i suoi stessi cittadini che hanno comprato i titoli di Stato, e quindi sembrerebbe una partita di giro, mi prende le tasse, io però non ho comprato i titoli di Stato, ma facciamo finta che io li abbia comprati, mi fanno pagare un sacco di tasse. Comunque queste tasse non bastano a coprire il debito pubblico. Per pagare gli interessi sul debito pubblico si mettono i bot, ai bot si danno interessi, per i bot si pagano interessi che vanno a quello che ha comprato i bot, quindi sembrerebbe una partita di giro. Non è così, perché bisognerebbe che tutto fosse uguale, ma non lo è. Per cui ci sono quelli che non hanno pagato e prendono gli interessi dei bot perché hanno una ricchezza occulta, e ci sono quelli che invece pagano e non hanno comprato i bot come me e non prendono altro, e ci sono quelli che non pagano perché non hanno i soldi. Un'altra delle cose che impedisce di intervenire sulla povertà in questo paese, ho visto di recente una indicazione di non so quale organizzazione commerciale che diceva che
una percentuale elevatissima di persone dice di avere difficoltà quando arriva verso la fine del mese, perché sta finendo lo stipendio o la pensione. Ora, per poter aiutare queste persone ci vogliono soldi, ma se lo Stato è indebitato bisogna intanto ridurre quel debito, perché se riduciamo quel debito non dobbiamo pagare gli interessi. Il bilancio primario, cioè al netto degli interessi, dell'Italia è in attivo, non è in passivo. Il bilancio italiano è in passivo perché dobbiamo pagare un sacco di interessi sui debiti che abbiamo fatto prima. Cioè ci stiamo comportando da bancarottieri. Ora, c'è l'Argentina che ha fatto 10 default, ma io non credo che un paese come l'Italia possa fare il default impunemente. Dire non pago più i miei creditori. Anche perché poi il credito non te lo farà più nessuno. E infatti l'Argentina vuole rinunciare alla sua moneta e usare il dollaro come circolante, così non hai più nessun controllo. Noi ce l'abbiamo già poco perché avendo l'euro controlliamo per una parte nel board della Banca Centrale Europea la gestione della moneta. Quindi se ci deve essere tanto circolante o poco, e quindi quanta inflazione ci vuole o se ce ne vuole meno. Allora vedete che l'evasione fiscale non è più un peccato veniale, è un crimine contro il proprio paese, è un crimine contro il proprio popolo. Se noi cominciassimo a fare come gli americani, che ragionano in questi termini, nella vita ci sono solo due cose certe: morire e pagare le imposte. Ci ha provato un'americana ricca, molto ricca, che aveva avuto l'infelice idea di fare questa battuta: le tasse le pagano solo i plebei, adesso è in galera, e le hanno confiscato anche quando aveva ceduto volontariamente 4 alberghi di lusso al comune di New York, a cui non aveva pagato le tasse, per cercare di mitigare le conseguenze. Dovremmo cominciare a ribellarci ai condoni, perché i condoni non servono per fare la pace fiscale, servono per premiare chi non ha pagato. Che cosa vuol dire la pace fiscale? O qual è questa storia di chi fa fatica a pagare? Allora, intanto le imposte sono una parte del reddito, non è tutto il reddito, non è più del reddito. Se non hai pagato le imposte vuol dire che hai sperperato, se non hai soldi per pagare, che hai sperperato i soldi che avresti dovuto dare. Esattamente come quelli che non pagano l'IVA, che hanno incassato. Allora non è che possiamo far finta di niente, perché tra l'altro uno dei doveri che la Costituzione impone è quello di concorrere in proporzione, anzi in progressione, alla propria capacità contributiva. E quindi se ci ricordiamo che i doveri sono l'altro lato della medaglia dei diritti, forse cominciamo a capire che per rendere un po' più equa la vita di questo paese, per far sì che possiamo sentirci, come dice il nostro inno, fratelli d'Italia, non uno che fa, io ce l'ho sempre avuta con la parabola del figlio il prodigo, che va via, spende tutti i soldi, ovviamente neanche lui paga le tasse, li spende con le donne e con gli amici, poi torna a casa e il padre dice ammazziamo il vitello grasso. L'altro figlio che è sempre stato a casa a lavorare, che non era una partita IVA, io a me non dai neanche un galletto per fare festa con i miei amici, e quel disgraziato ammazza il vitello grasso. Sì, ma lui era perduto, è stato ritrovato. Sarà stato pure perduto e ritrovato, ma era meglio se stava perduto, se a me non dai neanche un galletto. Ecco, allora proviamo a riflettere anche su questo. Se dobbiamo essere fratelli, dobbiamo essere fratelli per davvero, non che qualcuno è più uguale degli altri.